Un provvedimento importante con ben 28 articoli a supporto della famiglia, una novità assoluta nel panorama veneto, una legge quadro, la 20 del 28 maggio 2020, che si occupa di famiglia a 360 gradi e che mette in ordine tutti i provvedimenti che ci sono stati negli anni passati al riguardo. E cerca anche di dare un'indicazione ben precisa all'annoso problema del calo delle natalità. Insomma, abbiamo visto anche in questi giorni sui giornali, insomma, i numeri che sono numeri impietosi, e vuole riconoscere appunto tutta una serie di diritti, ma soprattutto di supporti alla famiglia e quindi al nascituro fin nel momento del concepimento. Fra i punti la centralità della famiglia legata all'aspetto dei benefici che il nascituro ha fin dal momento del concepimento in un programma di pieno supporto. Viene introdotto in maniera facoltativa il fattore famiglia, che è sicuramente un indicatore più equo per tenere conto delle variabili che all'interno di una famiglia ci possono essere: numerosità dei figli, età dei figli, presenza di disabilità, carenza di lavoro, e quindi sicuramente anche un parametro più giusto rispetto all'erogazione di servizi e contributi. Un incontro chiesto dalla conferenza dei sindaci dell'ULSS 7 Distretto 1, partito dall'assessore del comune di Bassano Mavizzanata, per illustrare ai sindaci questa legge. Il ruolo dei comuni nell'applicazione di questa legge diventa fondamentale, perché poi sono loro che devono essere i beneficiari di tutti i provvedimenti che verranno erogati, inseriti nel piano triennale, e che poi a cascata andranno ad aiutare a sostenere le famiglie.